Juve è rosso. Allora, sta succedendo veramente l'impossibile a Bergamo. Cioè, of course it is a penalty. C'era una tacchettata in faccia, una cosa incredibile. Allora, questo ce lo vediamo in diretta. Il giallo, ed è lui, è sempre il numero 5, che è stato protagonista di una partita orribile. Lo dico orribile, perché è horror, come dice Guido, ma voi queste cose non le sapete. Allora, benvenuti, iscrivetevi al canale, io sono Valerio Fluido e questo video penso che finisce su Azzurro Fluido, perché su Calcio Fluido, l'altro canale, deve andarci Juve, Galatasaray, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo di capire, perché adesso qua si stabilisce se l'Atalanta deve andare ai supplementari oppure no, però questo non cambia il fatto che hanno fatto una partita gagliardissima. E bisogna parlare, perché lo sfizio, mo al di là delle magliette, togliamoci la sciarpa, ma tenevo sta maglia che quando uso il green screen non si può usare perché è troppo gialla. Chi è? Proprio Samarciccio. Samarciccio si è mangiato un gol che sembrava fatto. Adeyemi, Politano, Anghissà. Questi sono i temi che cureremo oggi, però con calma, fatemi vedere sta cosa perché la devo fare proprio in diretta. L'ha messa proprio nell'angolo, mamma mia. Si è preso un bel rischio, ma quando sei in forma, non cadere il microfono, quando sei in forma, quando sei caldo. Allora, Atalanta secondo me merita a questo punto di passare, perché i nerazzurri contro i gialli, ma i nerazzurri più piccoli contro i gialli che in teoria dovrebbero essere più grandi. E quando ho sentito, questi erano 2 gol di svantaggio, così come era l'Inter contro il Bodo, e ho sentito l'Atalanta, non ce n'è stato nessuno che ha detto, io pure non l'ho detto. Però secondo me ancora abbiamo fatto l'errore del blasone. Il Borussia Dortmund c'ha quel blasone e tu fai conto che sono più forti del Bodo Glimt senza guardarti le partite del Bodo Glimt. Poi magari a fine video voglio dire una parola sulle parole di Barella e di Chivu, perché si ricollega tutto. Questo è il canale del Napoli, ma ci ricolleghiamo alle cose nostre, perché ha detto delle cose Chivu incredibili. Come ha fatto questo pallone a non andare sulla traversa non si spiega. L'ha alzato tantissimo sotto la traversa, dentro, incredibile. Allora, si parla troppo poco di Bernasconi, quello che io ho chiamato proprio tagliano tutto perché finisce la partita, perché mo comincia quell'altro. Christian Bale si comincia con il suo cross, sto guaglione va e è chiaro Di Marco, è chiaro sta crescendo Bartesaghi, però anche per la nazionale secondo me Bernasconi dobbiamo cominciare a tenerlo presente. Rendetevi conto cosa hanno cacciato questi dai vivai, dalle giovanili, dalle cose. Guardate com'è importante, Aurelio è importantissimo, Palestra da una parte, Bernasconi dall'altra. E non lo so se se li terranno, ma se se li tengono, questi sulle fasce possono arare per anni e anni. Sono forti, sono giovani, sono determinati e hanno un bel piede tutti. Però sul cross di Bernasconi c'è un buco da parte di questo Bensebaini, che ha fatto una partita che più orribile non si può. Molto male Juan Jesus là, perché nella sua scivolata fa fuori anche l'altro difensore e la passa a Scamacca. Quindi va in gol Scamacca. Dopodiché Zelensky ci prova in tutti i modi, viene parato più volte, eccetera, eccetera. Brandt parato, Giurassi di testa fuori. E poi c'è il gol di Zappa. La deviazione chi la fa? Bensebaini, proprio così. Fa anche un fallo brutto, un giallo che poteva quasi essere arancione perché non ci puoi arrivare. Credo sempre su Zappacosta che se ne stava andando in velocità. Insomma, quando la partita poi ti va, è proprio la partita storta, non c'è niente da fare. Miracolo di Carnesecchi, perché poi il Borussia non è stato a guardare. Nel secondo tempo si apre con un miracolo di Bartesecchi, il gol di Pasalic, perché Samardzic Pasalic su cross di Teron bellissimo. Poi entra Adeyemi e fa una cosa che è quella che è la sua specialità, il rientrare e il tirare il tiro a giro sul secondo palo, con una sensibilità sul piede, una roba incredibile, e creano uno scompiglio pazzesco, saltano gli schemi, si va da una parte e dall'altra senza più soluzione di continuità. Questo è lo stato dell'arte. Metto frasi in mezzo di tutte le video che mi vedo.
Dopodiché Samardzic tira fuori, ma su questa follia poi del portiere, sul cross c'è stata questa cosa, ed è giusto secondo me, perché hanno fatto la partita che avrebbe dovuto fare l'Inter ieri, senza lasciarsi influenzare dal blasone, senza pensare a niente, e quindi si fanno i complimenti all'Atalanta. La considerazione che mi lega col Napoli è che l'Atalanta non è che ha avuto una settimana tipo, no? Quando poi si dice, vabbè, ma poi con la settimana tipo tutto diventa più facile. L'Atalanta viene da un ciclo che chiama Juventus, Lazio, Borussia, Napoli, Borussia. Non so se ci rendiamo conto, vincendo con la Juventus, cioè rendiamoci conto che poi avere la settimana tipo e giochi col Giuliano non significa tenerti, stare allenato e stare bene. E bisogna dare merito a Palladino, che magari in conferenza avrebbe potuto dire nel mondo ideale che aveva stabilito Chivu, dire sì, magari quella cosa, quell'errore, perché tutta Italia ha ammesso l'errore sul gol di Gutierrez, non hanno ammesso quell'altro, prendiamoci quello che ci possiamo pigliare, perché più di così non possono fare, e ci hanno mandato il piccione supremo per la prossima partita. Altra cosa un po' strana, perché ce l'hanno mandato 2 partite fa. Come funziona l'alternanza degli arbitraggi? Non lo so. Chiediamo a Rocchi, se si vuole dimettere Rocchi, noi siamo sempre in attesa, non c'è problema. Quindi queste sono le considerazioni, e brava l'Atalanta. E l'altra considerazione è che anche in campionato loro hanno gli stessi punti del Como, però senza avere, il Como non ha avuto l'handicap di Juric. Quindi rendiamoci conto del percorso che sta facendo Palladino da quando è arrivato all'Atalanta, e ha rinormalizzato tutto, cioè una squadra che ha delle potenzialità, che ha delle individualità molto interessanti, che Juric stava onestamente mortificando. Li ha rimessi in circolo, è ritornata a essere quell'Atalanta che ha il sapore di Gasperini, e sono tranquillamente un pericolo, e possono anche ringaluzzirsi e crederci poi a un'eventuale anche qualificazione per la Champions, perché adesso lì si gioca il campionato. L'Inter che esce, guarda come collego bene, l'Inter che esce dalla Champions adesso con i 10 punti, senza altre cose da fare, certo possono pensare, ma anche l'Atalanta sta in semifinale di Coppa Italia, quindi grandissima stagione. E ci tengo a ribadire un concetto che è mio personale, potete essere d'accordo o no, perché poi si sfotte l'Inter che arriva fino alla fine della Champions l'anno scorso, si gioca punto a punto lo scudetto e arrivano fino alla fine e non vincono niente, si sfottono. Però secondo me è così che una squadra ambiziosa e importante deve affrontare le stagioni, non che scegli, non che levi Di Marco e preferisci Di Marco e Zielinski. Ho visto il video di Neschio e mi è piaciuto molto come l'ha descritta la cosa, partendo dalle considerazioni di Barella. Si è reso conto che non ha bruciato abbastanza ai giocatori questa sconfitta col Bodo, ed è mortificante. I tifosi si possono comprendere perché vogliono alzare un trofeo, però le squadre no, i giocatori no, non si possono comprendere, devono dare il massimo, e non è, per me non è accettabile che tu scegli di, anche perché alle volte scegli di e comunque esci fuori, e non è detto che non dovevi più scegliere, perché in campionato il distacco è troppo ampio, il Milan non ce l'avrebbe mai fatta a raggiungerli, così credo io, e quindi si poteva dare di più per loro in Champions. Le parole di Barella però ci resta un po' male Neschio, e sono un po' ridicole, perché dice noi siamo usciti perché quel rigore contro il Liverpool all'ultimo minuto poi ti costringe per un punto a fare il playoff. Non si ragiona così, non si deve ragionare così, una grande squadra non può ragionare così. E soprattutto padre Chivu che dice ma giocare ogni 3 giorni, che cosa? Quelle sono le scuse di Mazzarri, è il modo di parlare di Conte insopportabile, che hai voluto la bicicletta e mo devi pedalare. E com'è che adesso Chivu è ammissibile che dica una cosa del genere? È difficile giocare ogni 3 giorni, non si recuperano le energie. E allora voglio sentire tutta Italia che dice a Chivu che questa roba non si può ascoltare, così come l'hanno detta al nostro allenatore. Noi ogni 3 giorni non ci dobbiamo giocare più, abbiamo giocato col Giuliano, gol di Elmas, 2 gol di Lukaku,
e un altro gol di non so chi, ma più che altro è importante che abbia giocato dei minuti Anghissà. E la mia riflessione è questa su Anghissà, raccogliendo insomma un po' di sensazioni in giro. Il fatto che abbia giocato qualche minuto in questa amichevole, dove ovviamente il Giuliano non è che ti viene addosso e ti fa male. E la dimostrazione è che Lukaku continua a segnare in questi amichevoli che facciamo infrasettimanali, mentre in campionato sembra non essere in grado nemmeno di giocare pochi minuti. Ecco, il fatto che Lukaku in questi amichevoli gioca e segna e poi nel campionato gioca a pochi minuti e sembra non riuscirsi a muovere, il fatto che Anghissà ha giocato una mezz'oretta ci fa pensare che pochi minuti può giocare anche lui, probabilmente, visto che non si è andata a nessuna operazione rispetto al nuovo problema che veniva dal problema. Il problema muscolare lui l'ha superato, c'è stato poi il problema lombalgico che ha interessato altre situazioni un pochino più complicate. Visto che non c'è stata nessuna operazione, si potrebbe arrivare probabilmente a una gestione del dolore, a una gestione del fastidio, al momento in cui tu puoi decidere che Anghissà può rientrare nelle rotazioni finali, 10 minuti di qua, 15 di là, magari si fa una mezz'ora. Non me lo immagino a breve che possa giocare da titolare, perché da titolare con gli avversari freschi secondo me si va in difficoltà, però potrebbe Anghissà giocare sul dolore, imbottirsi di antidolorifici, magari tirare un po' la corda, stringere i denti, così come ha fatto McTominay nell'ultimo periodo, che stava giocando sul dolore da tantissime partite, ed è arrivato al limite dove poi l'infiammazione adesso non lo rivediamo, non lo stiamo rivedendo in queste esercitazioni e quindi non sappiamo quando lo potremo avere di nuovo a disposizione. Buon Colombo a tutti. Vado a rivedere questa cosa, bruttissimo, stanno facendo rivedere i tacchetti, non si può fare, anche se non lo fai apposta, scorre il sangue a fiumi e si fanno, secondo me, i complimenti all'Atalanta, nonostante, che dice Atalanta, cioè, alle volte quella vittoria, sebbene poi noi possiamo recriminare perché l'avevamo così, ti dà quella spinta in più, quelli che sono entrati, Samardzic, quelli che hanno segnato Pasalic, Bernasconi, Il calcio, noi vogliamo cercare per forza un senso logico al calcio che debba essere tutto lineare, eppure alle volte è imponderabile.